Sei già microfonata? Sì. No. Bellissimo. Allora, dici quanto sei alta e quanto pesi. Devo proprio dirlo. Devi proprio dirlo. Allora, sono bassa, 1,65. E io allora? Io evidentemente sono più bassa di 1,65 m. E non me ne vergogno affatto, vero? Voi vi vergognereste? Vabbè. Poi, viva le nane, dicono le ragazze. È vero, il mondo è delle nane. Noi siamo le nane più alte del mondo. Allora, Francesca, dici quanto pesi? Peso 45 kg. Cosa fai nel tuo tempo libero di solito? Rido. Ah, ridi? Io rido. Senti, tu hai tantissimi amici o pochi ma buoni? Pochi ma buoni. Credi nell'amicizia fra un ragazzo e una ragazza? No. No. Senti, vai d'accordo con i tuoi genitori? No. Quando litighi con tua madre? Perché litighi con tua madre? Perché sono birichina. Sei birichina perché? Cosa fai? Ma Birichina, non so, forse 29.000. non l'ascolto, ma quello è Non normale. l'ascolti, vabbè, in quali situazioni? Cioè, per cosa litigate? Per il disordine, perché tu fai tardi, perché gli dici delle fandonie? No, le bugie no, le bugie non le sopporto, anzi odio le persone che mentono, che dicono bugie. Vabbè, ma più o meno tutti quanti mentiamo prima o poi nella vita, no? Ragazzi, ogni tanto una piccola bugia ci sta bene. Senti, vediamo, che altro posso chiederti? Quando tu devi prendere una decisione, ne discuti con gli altri oppure la prendi da sola? La prendo da sola. Ti confidi con tua madre? Sì, molto. Molto? Sì, molto. Hai un bel rapporto con tua madre? Sì, bellissimo. E con tuo padre? Come, insomma, un po' di meno. Un po' di meno? Sì. Senti, sei figlia unica? No, c'è un fratellino. Quanti anni ha? Piccolo, ha 9 anni. 9 anni? Sì. Ci vai d'accordo? No, però chi mi tocca mio fratello, guai. Senti, quando sei sola nella tua camera cosa fai? Ascolti musica, scrivi? Sì, ascolto, scrivo poesie, canto. Scrivi poesie? Sì. Oddio mio, a chi le rivolgi queste poesie quando le scrivi? Ma no, non a una persona in particolare, le rivolgo alla vita, così. Alla vita, scrivi poesie sulla vita. Senti, sei mai stata innamorata di qualcuno che non ti corrispondeva? No. No, mai, non ti è mai successo? No. Sei sempre piaciuta a tutti? Bene sì. Fortunata. Senti, quando ti piace un ragazzo tu glielo dimostri oppure che fai? Sei chiusa, sei timida oppure anche io un timida, po' sfacciata? No, un po' timida lo sono. No, non sono sfacciata, però glielo dimostro. Glielo dimostri? Sì. Ma che fai? Gli lanci degli sguardi languidi oppure dei bigliettini, dei messaggi? Gli passi davanti 157 volte? Che fai? No, glielo faccio capire. Non so come, però glielo faccio capire. Glielo fai capire? Sì, lì per lì mi viene. Senti, ma tu credi nel colpo di fulmine? No. Tu quindi credi nell'amore che si conquista lentamente, lento. quindi potresti anche innamorarti del tuo migliore amico volendo? No, del mio migliore amico no, il mio migliore amico sta al mio migliore amico e basta. Ho capito. Senti, ma credi tu nell'amore eterno? Anche perché, scusa, non ho il migliore amico, ma ho la migliore amica. Appunto. Senti, stavo dicendo, credi nell'amore eterno? Ci spero nell'amore eterno. Secondo te quante volte ci si può innamorare nella vita? Senza false speranze? Boh, sinceramente non lo so, vabbè, dopo decide. Ok, grazie Francesca, grazie mille, facciamo un applauso a Francesca per salutare.